Oboe è la storia di tre fratelli, tre ragazzini, Morgan, Simeon e Venise, che nella prima pagina del romanzo rimangono orfani, tre ragazzini che non sanno dove andare, quindi un tribunale istruisce una pratica per affidare i tre fratelli Morlevan a un tutore. Su questa storia che fa un po' da filo conduttore di tutto il romanzo, Mariaude Murail, l'autrice, imbastisce un racconto che veramente ad ogni riga passa dal tragico alla commedia con grande facilità. E adesso mi accusa perché me ne sto occupando. Ma certo che lei non vuole capire, però. Io capisco anche troppo. Lei vuole affidare la custodia dei miei fratelli a mia sorella Josiane. Ma naturalmente affiderò la custodia dei suoi fratelli alla dottoressa Josiane Morlevan. Lei è un irresponsabile. Lei sta parlando come Josiane. Voi donne siete tutte uguali. Vi odio. Andiamo! I miei fratelli vogliono restare con me. Troveremo una soluzione. Morgan, basta! Lo so che sei pazza di me, ma se non la smetti con questo clacson, giuro che ti butto dalla finestra! Mariaude Murail sostiene di essere un'appassionata lettrice di Dickens e come Dickens parla delle cose peggiori che possono accadere nella vita, ma sempre con uno sguardo ironico, con uno sguardo leggero. La Fondazione AIDA, Teatro Stabile di Innovazione, mi ha sfidato a farne una riduzione teatrale con due personaggi e con Flora Sarrubbo e Filippo Garlanda l'abbiamo portata in teatro cercando di trasmettere ai ragazzi tutti quegli argomenti, tutte quelle situazioni, tutti quei temi che a volte possono anche sembrare un po' tabù, come la morte, la malattia, la violenza familiare, l'abbandono, l'omosessualità, chi più ne ha più ne metta. Mariaude Murail non si fa mancare niente, però guarda sempre questa storia con gli occhi ingenui, ottimistici, infantili della piccola Venise, 5 anni, che dà a tutto il racconto una leggerezza molto particolare. Noi abbiamo fatto questo allestimento, speriamo di riuscire a portarlo nei licei, nelle scuole medie inferiori e superiori, proprio perché è uno spettacolo che permette poi ai ragazzi, insieme agli insegnanti, ai genitori, alle loro famiglie, di affrontare quei temi che non sempre la televisione ci porta a discutere. Simeon guarirà, Simeon guarirà, la 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 la